Rieccoci in diretta con il telegiornale di Venezia. È stato presentato questa mattina a Roma lo storico calendario dei Vigili del Fuoco, realizzato con le immagini degli studenti delle Belle Arti di Venezia. Settembre. L'acqua, la sua profondità, i suoi colori, un ambiente affascinante di difficile esplorazione, da preservare. In occasione del giuramento dei Vigili del Fuoco è stato presentato a Roma lo storico calendario alla presenza del Ministro dell'Interno, del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Fabio Dattilo. Proprio lui ha ricordato che nell'impegno del Vigile del Fuoco la passione è ciò che renderà meno pesante il lavoro, la fatica e gli addestramenti. A seguire il Ministro Lamorgese ha detto come i Vigili del Fuoco siano il volto umano e solidale delle istituzioni, perché rappresentano il principale punto di riferimento per i cittadini nelle emergenze e nel quotidiano. Il calendario è stato realizzato dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Le 12 tavole sono state mostrate in sequenza su maxischermi. Dicembre. Un muro intenso cremisi rischiarato dal giallo in un gioco di luce calda ed abbagliante si mostra come finestra aperta sul ricordo della paura e del pericolo. A chiuderla una speranza, vestita con caschi lucidi e fasce fluorescenti. Con questa edizione la prestigiosa istituzione veneziana dell'alta formazione artistica ha inteso rendere omaggio al corpo, realizzando anche per l'occasione il logo degli 80 anni dalla Costituzione. Tra i 32 nuovi commendatori dall'Ordine al Merito della Repubblica Italiana riconosciuti oggi dal Capo dello Stato Mattarella c'è anche Giuseppe Pistolato per tutti Bepi, nato a Venezia 93 anni fa. Pensionato e vedovo, Bepi, conosciuto anche come il diacono operaio, ha lavorato per 40 anni nel cantiere navale Breda. Nel 2018, dopo 21 anni, ha concluso il suo servizio di carità nel carcere maschile di Santa Maria Maggiore, nella diocesi veneziana. È il primo diacono permanente ad essere entrato in una struttura penitenziaria ed ogni giorno per 20 anni ha dedicato 2 ore del suo tempo ai detenuti. Attualmente a 93 anni offre il suo servizio nel centro anziani Nazareth di Zelarino a Mestre. A Bepi sono arrivate anche le congratulazioni del governatore Zaia, tanto di cappello a questo paradigma del meglio del Veneto, lavoro, onestà, generosità e solidarietà, ha detto il presidente della regione. Tra poco torna, finiti i nostri telegiornali come ogni sera 20:10, questa sera ospiti con Nicola Zanetti, Alberto Villanova e Simone Scarabella, rispettivamente di Lega e Movimento 5 Stelle. In chiusura, come sempre, spazio alla nostra rubrica dedicata ai vostri presepi. I contatti li vedete in sovraimpressione se volete inviare una mail oppure mandare le immagini della vostra natività via WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. E noi questa sera ci lasciamo con le belle immagini del presepe realizzato dalla famiglia Scattolin di Scorzè, subito dopo il meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Nella giornata di sabato 21 dicembre la perturbazione atlantica causerà ancora un tempo spiccatamente instabile sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio.
Sul Veneto cielo molto nuvoloso con piogge diffuse e localmente anche forti. Nel corso del pomeriggio precipitazioni generalmente assenti o al più deboli e sporadiche. Possibile ripresa poi di deboli fenomeni in serata. Temperature sempre abbastanza miti, minime tra 4 e 9 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 13 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge un po' su tutte le province, alternate però a pause un po' più asciutte. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, massime tra 12 e 13 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci un po' ovunque e dal pomeriggio però saranno possibili maggiori schiarite. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, valori massimi tra 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.